Buonasera, ancora una volta ben ritrovati a tutti voi. È l'ultima parte dell'edizione straordinaria che anche in questa giornata di Pasqua abbiamo condiviso con voi ed è iniziata alle 11:30. Io ovviamente saluto dalla regia Alberto Piovesani e Roberto Durigoni, i nostri uomini che ci stanno accompagnando, loro stanno dall'altra parte e quindi insomma un doveroso grazie anche a loro. E in apertura di questa edizione straordinaria vi facciamo rivedere le immagini della copertina realizzata da Francesco Ceron, che racconta una Treviso primaverile, una Treviso pasquale, deserta ovviamente, ma ve la facciamo vedere. E se questa oggi è stata la città deserta, c'è chi invece ha riempito gli ospedali con il suo lavoro, la sua professionalità. Allora io lo saluto e lo ringrazio per essere qui con noi anche questa sera il dottor Ferruccio Ballarini, direttore del Dipartimento di Medicina Interna di Conegliano e Vittorio Veneto. Buonasera direttore. Buonasera signora, buonasera, buona Pasqua a lei e a tutti i telespettatori. Anche a lei e alla sua squadra. Che giornata è stata oggi per voi al lavoro? Volevamo creare questo ponte diretto con voi perché abbiamo raccontato la città, ma vogliamo anche raccontare insomma che cosa sta accadendo all'interno della sua struttura. Ricordiamo che Vittorio Veneto è un Covid Hospital. Com'è andata oggi? Sì, è stata una giornata più calma, questi sono giorni più calmi, non proprio sereni come la musica di Ravel ci ha fatto sentire prima nella vostra bella copertina, però in realtà rispetto a 2 settimane fa indiscutibilmente abbiamo sicuramente più sollievo nel poter dedicarci al nostro lavoro. I pazienti in ospedale sono diminuiti sicuramente, rispetto a 2 settimane fa abbiamo circa la metà dei ricoverati. 2 settimane fa eravamo veramente in emergenza, avevamo tantissimi ricoverati, adesso ne abbiamo ancora tanti ma entro criteri in cui siamo evidentemente molto più, come possiamo dire, più sereni e più tranquilli nel poterli gestire. Senta, ma si sentiva un po' tra i corridoi il profumo della Pasqua, cioè, oppure a testa bassa un giorno è uguale all'altro in questo momento all'interno degli ospedali? No, si è sentito il profumo della Pasqua anche perché la solidarietà, gli auguri pasquali e anche dei segni materiali di doni fatti proprio con il cuore ci sono stati. Ci sono state molte donazioni di colombe, di uova di Pasqua per il personale infermieristico, anche medico. Insomma, diciamo che l'abbiamo sentita l'atmosfera pasquale, sicuramente. Questa è decisamente una buona notizia. Le facciamo un'altra domanda, dottore. Ci sono stati molti guariti, quindi persone dimesse. Che percorso fanno le persone che si salvano, quindi le persone che riescono a vincere il virus, quindi dalla terapia intensiva in poi? Che cosa succede? Bene, noi sappiamo che il paziente clinicamente guarito è il paziente che non ha più sintomi e che quindi sta bene e può essere dimesso. Questo indipendentemente dal fatto che contenga ancora il virus nel suo organismo. In effetti, quando il paziente
diventa asintomatico, noi proviamo a fare un tampone e facendo il tampone vediamo subito se questo tampone si è negativizzato, ne controlliamo uno a distanza di 24 ore e se è ancora negativo consideriamo il paziente guarito e lo dimettiamo senza particolari raccomandazioni di isolamento. Però sappiamo che il virus può rimanere nell'organismo anche per un periodo più lungo rispetto a quello della guarigione clinica. Abbiamo visto e sentito ripetutamente 30-31 giorni essere più o meno, diciamo così, il limite entro il quale il virus è ancora stato trovato nell'organismo di persone che comunque sostanzialmente erano asintomatiche. E in questi soggetti, quando noi troviamo un tampone ancora positivo, lo dimettiamo dall'ospedale, perché non c'è più motivo perché rimangano in ospedale, ma vengono inviati a domicilio con una modalità che è quella dell'isolamento fiduciario. Viene naturalmente avvertito il sistema territoriale, il servizio dell'igiene profilassi, i pazienti rimangono 2 settimane in isolamento come in quarantena e alla fine di questo isolamento di solito dovrebbero fare un tampone, devono fare un tampone di controllo per vedere se sono diventati negativi e quindi in grado di poter essere rimmessi liberamente nella popolazione generale. Senta, dottore Zaia oggi ha detto una cosa importante, ha detto dobbiamo imparare a convivere con le mascherine, cioè ad utilizzarle come se fossero insomma, una cosa normale, una borsetta da tenere con noi. Se impariamo a convivere con le mascherine confermiamo i trend positivi. Sì, assolutamente, sono assolutamente d'accordo, ormai per esperienza, non è che lo dico io come medico, penso che lo possa confermare chiunque, le mascherine sono assolutamente state un presidio utile e noi non è che elimineremo il virus dal nostro ambiente. Evidentemente il virus è arrivato e indiscutibilmente avrà il suo ciclo e avrà la sua persistenza e prevalenza nella popolazione generale. Questa è stata la prima ondata epidemica, di solito la prima ondata epidemica diciamo che è quella più drammatica. Poi evidentemente alla tornata successiva che viene di solito favorita per questo tipo di virus anche da questioni ambientali, dal tempo, dalla temperatura, da altri fattori predisponenti di tipo meteorologico e poi naturalmente anche dalla sensibilità della popolazione, alla prossima occasione troverà sicuramente una popolazione più armata con armi migliori a disposizione, con anticorpi, con una immunità che comunque sarà in grado di rendere probabilmente il virus meno aggressivo rispetto a quello che è stato adesso. Poi naturalmente è molto probabile che nel giro di un tempo relativamente breve, diciamo circa un anno, possa anche trovare il beneficio delle vaccinazioni, quindi certo. che diventi disponibile il vaccino e quindi a questo punto la battaglia dovrebbe prendere una piega assolutamente favorevole per noi. Si è fatto un'idea, ha avuto modo di farsi un'idea di quanto tempo ci vorrebbe per creare questa forma di immunità? Insomma, lei non è un virologo, quindi probabilmente non è la sua competenza, stiamo andando fuori tema, ma è un po' una curiosità che hanno tutti, si parla di questa famosa immunità di gregge, si è fatto un'idea di quanto potrebbe volerci per sviluppare un'immunità? Ma io credo che noi sappiamo che gli anticorpi neutralizzanti, quindi in grado di proteggerci, vengono prodotti nell'organismo del soggetto che viene infettato dal virus, per cui indiscutibilmente i soggetti che sono venuti a contatto con il virus, che hanno avuto delle manifestazioni cliniche da inapparenti a più gravi, in ogni modo sviluppano degli anticorpi protettivi alla fine di questo. Per sviluppare un'immunità di gregge ci vuole evidentemente un periodo molto più lungo, di molti mesi e anche di qualche anno, perché sia certo che l'immunità di gregge indiscutibilmente ha il suo razionale, è un fenomeno ben noto, ma non è assolutamente una di quei fattori su cui noi possiamo, diciamo così, affidarci e mollare le armi che abbiamo. E le armi che abbiamo, ha ragione il Presidente Zaia, sono quelle di mantenere delle abitudini di igiene di base che magari in questo momento che sapevamo già, ma che abbiamo dovuto comunque in ogni modo ripuntualizzare, riconviverci, imparare ad usarle e indiscutibilmente le mascherine faranno parte nel prossimo futuro e nel futuro del nostro Paese, diciamo così, di un'abitudine, di una buona abitudine che indiscutibilmente è stata utile e sarà ancora utile.
Grazie dottore, grazie al dottor Ferruccio Ballarini, direttore del Dipartimento di Medicina Interna di Conegliano e Vittorio Veneto. Grazie ancora, buona Pasqua a lei e a tutta la sua squadra. Grazie a voi, buona Pasqua a lei e a tutti i telespettatori. Arrivederci dottore. Arrivederci. Allora, a proposito così di sanità, vi leggo una bella lettera che ha scritto un altro medico, il dottor Domenico Scibetta, direttore generale dell'ULSS 6 Eugania, quindi passiamo da Vittorio Veneto a Padova. Il dottor Scibetta ha scritto queste parole: una domanda sparata a bruciapelo mentre stavamo visitando le nuove tende di biocontenimento del Covid Hospital di Schiavonia. Passiamo dal Covid Hospital di Vittorio Veneto a quello di Schiavonia. Lei ha mai avuto paura? Questa è stata la domanda che è stata fatta da un giornalista al dottor Scibetta. Il dottor Scibetta ha risposto questo: benedetta sia la paura vera. Benedetta perché è lei che dà l'abbrivio contro questo nemico maledetto, invisibile pestilenza senza volto e senza account, leone muto di ruggito che rimpicciolisce le sicurezze del nostro mondo, comprimendolo in un cerchio da 1 metro di raggio. Partire senza 24 ore, la paura non gode di bella fama e appunto ti fa prendere il largo e partire. Partire senza 24 ore per un viaggio dai contorni fumosi, nebbiosi, incerti, ma è lei che dà il vento alle tue vele, ti spinge ad andare ancora, costringendoti ad essere lucido, a cercare un andamento, a prendere le misure giuste sulla carta geografica, a dare il meglio di te stesso per salvare la pelle. La paura è difesa, è condanna a non rassegnarti. Signora paura è una compagna inevitabile, ma ciascuno può scegliere se diventarne schiavo oppure padrone. Queste sono le parole del dottor Domenico Scibetta, direttore generale dell'ULSS 6 Eugania. Abbiamo sentito parlare di paura, il monito continua ad essere quello dello stare a casa, è il messaggio anche del dottore Scibetta. Abbiamo sentito parlare di mascherine, allora andiamo a vedere adesso un servizio realizzato proprio sul tema delle mascherine. Queste mascherine dove sono? È vero che sono bloccate alle dogane? Attenzione, qualche settimana fa fummo costretti a prendere un provvedimento difficile che poteva arrivare al sequestro di quelle mascherine che non era ben chiaro in quale circuito sarebbero finite, perché non volevamo che volevamo fare un controllo sulla speculazione dei prezzi poi al dettaglio di queste mascherine che dovrebbero costare sotto l'euro e che invece, ahimè, troviamo a prezzi molto elevati. Devo dire che in buona parte questi blocchi alle dogane in entrata, che erano fatti soprattutto per creare il canale preferenziale verso gli ospedali e verso le strutture sanitarie che avevano ovviamente la precedenza. Ora la produzione italiana ormai è attorno, la distribuzione da parte italiana, da parte della protezione civile è di circa 4 milioni di mascherine al giorno. Ora, che si aggiungono alle mascherine che le stesse aziende, con un accordo fatto tra Confindustria e il commissariato centrale, con quell'accordo verranno sbloccati i bancali di mascherine diretti alle fabbriche, diretti ai comuni, diretti a tutte le strutture pubbliche e anche ormai all'andamento, diciamo, commerciale libero italiano, su cui però, attenzione, sta vegliando e potremo toccare con mano presto i frutti la Guardia di Finanza, perché è inammissibile, inaccettabile che una mascherina comprata a euro X venga venduta a 3 volte X, 4 volte X, a volte 7 volte X. Questo non va bene e puniremo questi vergognosi speculatori sulla salute dei cittadini. Achille Variati, sottosegretario al Ministero dell'Interno, ha parlato appunto di questo. Spostiamo un po' il tema per restare appunto in questa giornata pasquale e parliamo di solidarietà. Vi abbiamo fatto vedere molti esempi. Allora adesso io prego i ragazzi della regia di inquadrare le foto che abbiamo qui sul nostro computer, perché ci sono state mandate proprio dalla comunità di Sant'Egidio. Siamo a Padova. Guardate, questi sono i momenti della consegna
delle uova pasquali, ma poi li commenteremo insieme a Mirko Sossai, a tutte le persone che la comunità di Sant'Egidio segue. Si tratta appunto di persone che non ce la fanno, di persone anche sole, di persone in difficoltà, e da sempre la comunità di Sant'Egidio offre loro un grande aiuto. Sono proprio loro ad aver organizzato il pranzo di Natale, hanno servito pasti per circa 800 persone. Allora io saluto e ringrazio per essere qui con noi questa sera. Devo uscire da qui, la tecnologia ci sta aiutando molto, ma insomma a volte ci mette alla prova. Eccoci qua. Mirko Sossai, buonasera. Buonasera, auguri, buona Pasqua. Grazie, buona Pasqua anche a lei. Allora, il preziosissimo lavoro della comunità di Sant'Egidio. Ci raccontate che cosa avete fatto, cosa state facendo in questi giorni di emergenza? I nostri servizi per i poveri e i più bisognosi si sono dovuti reinventare anche con uno sforzo di immaginazione a Padova, così come a Treviso, a Rovigo, a Mestre e nelle realtà del Veneto dove siamo presenti. Siamo vicini agli anziani, ma evidentemente non li possiamo andare a visitare a casa, ma l'amicizia è continuata con tante telefonate, portando loro la spesa. E questo è diventato un servizio importante che non riguarda solo gli anziani nelle ultime settimane, ma anche tante famiglie in difficoltà. Solo a Padova abbiamo raggiunto nelle ultime 2 settimane circa 200 famiglie e anziani che oggi vivono obiettivamente una situazione di difficoltà. Lo abbiamo fatto all'interno a Padova del progetto Per Padova Noi Ci Siamo, che mi sembra abbia saputo catalizzare anche l'attenzione e la generosità di tanti, e questo è stato molto importante. E poi c'è il tema ovviamente della vicinanza alle persone di strada. Esatto, voi da sempre vi caratterizzate nel padovano per dare un aiuto, insomma, generi alimentari, ma è anche un conforto psicologico alle persone che non hanno un tetto sopra la testa. In questo momento quante sono e come si fa a gestire il tema del cerchiamo di stare a casa, evitare il contagio con persone come loro che sono particolarmente fragili? Devo dire anzitutto che con Caritas, con il Comune, il CSV abbiamo voluto dare una risposta molto chiara sin da subito con l'apertura di una casa nel quartiere dell'Arcella, che è stata una prima risposta importante, e oggi quelle persone come quelle che stavano con noi nell'accoglienza invernale, sono circa 55, ecco, ora hanno un tetto sulla testa, ma noi ne visitiamo almeno altre 60 in questo periodo nelle nostre 3 uscite serali e settimanali. Portiamo generi alimentari, portiamo coperte fin tanto che il tempo è stato un po' più inclemente, ma direi anche abbiamo cercato di informare, di spiegare questa situazione alle persone che abbiamo incontrato. Abbiamo dato dei presidi sanitari, il gel disinfettante, le mascherine, ed è stato un modo per tenere vivi questi legami. Io credo che è stato molto importante anche per avere un po' il termometro di quello che stava accadendo in quella parte della città che rischia altrimenti di rimanere invisibile. Senta, avete avuto a che fare anche con qualche caso di contagio? Avete dovuto insomma, seguire qualcuno, accompagnarlo in ospedale, oppure fortunatamente ancora la situazione è sotto controllo? No, devo dire che non ci è accaduto a noi personalmente questo. Devo dire che c'è stata molta attenzione da parte delle persone che noi abbiamo incontrato nel seguire le regole. C'è preoccupazione per il futuro, è evidente. Fortunatamente c'è una buona rete con le cucine popolari e con le altre realtà, sicché devo dire che anche l'esigenza di dare da mangiare ha trovato generosità in noi di Sant'Egidio, ma anche nelle altre realtà così importanti a Padova. E poi la Pasqua è stato un modo anche per fare festa. Io penso che anche i più poveri abbiano diritto di fare festa, e oggi abbiamo cercato anche noi di dare il nostro contributo su questo. Grazie Mirko Sossai, poi vi faremo vedere le foto che ci ha mandato proprio della casa all'Arcella. Ecco, una cosa importante, voi avete fatto anche una guida per spiegare alle persone in difficoltà, alle persone che magari fanno fatica, come dice lei, a reperire queste informazioni, una guida della solidarietà. Dove posso andare per trovare un pasto caldo, dove posso andare per trovare
una coperta. Ecco, la vogliamo raccontare un attimo questa cosa per capire anche insomma a chi volesse aggiungersi alla vostra squadra il benvenuto. Sì, anzitutto noi in questo momento abbiamo evidentemente anche bisogno di aiuto e sostegno, sono tante le maniere per essere vicini a noi, penso che attraverso i social sia molto semplice arrivare a Sant'Egidio, a Padova, a Treviso e nelle altre città in cui siamo presenti. E questa guida è stata, potremmo dire, è stato il risultato di un lavoro di anni, a raccogliere tutte le informazioni di chi nel nostro territorio aiutava chi era più povero e più fragile. Questa guida, giunta alla terza edizione, raccoglie indirizzi di Padova, Treviso e Venezia e dimostra che questo territorio è capace di dare risposte, è capace di solidarietà e di generosità, e direi che forse noi possiamo partire da qui. Possiamo partire immaginando il futuro di un Veneto ancora più solidale, di raggiungere tutti e di non dimenticare nessuno. Questo è il mio auspicio per il futuro. Grazie, buona Pasqua anche a lei, Mirko Sossai, comunità di Sant'Egidio in collegamento da Padova. Grazie, buona serata. Arrivederci, ancora auguri. Allora, tra pochissimo vi faccio vedere le immagini appunto che testimoniano quello di cui stava parlando, anzi vediamo di riuscire a farvele vedere davvero immediatamente. Eccole qua. Eccole qui, allora questa è la preparazione delle borse da consegnare alle persone in difficoltà e questa invece, ecco qui, vedete la consegna proprio nel cuore della notte con i generi di prima necessità per tutte le persone che segue la comunità di Sant'Egidio. Adesso andiamo in pubblicità, pochi secondi e poi torneremo ancora insieme fino alle 21. Eccoci, ben ritrovati ancora insieme con questa diretta, vi accompagneremo fino alle 21. A proposito di solidarietà, la notizia è quella che arriva da Coldiretti, oltre 70 cuochi contadini veneti hanno preparato 3.500 pasti a chilometro zero per la Pasqua 2020, festeggiata tra le mura domestiche. Quanto sostiene Coldiretti, che nel weekend pasquale prevede la consegna di circa 5.000 menù alle famiglie costrette dall'emergenza sanitaria a rinunciare alla tradizionale gita per il pranzo nelle strutture agrituristiche. Quindi 70 cuochi contadini, 3.500 pasti, davvero un record. Allora noi stiamo cercando di collegarci con Matteo Secchi dell'associazione Venezia.com, profondo conoscitore di Venezia, che ci ha mandato delle foto e ci ha raccontato appunto, come avete visto, la Treviso Pasquale, ci ha raccontato, ci ha descritto il volto di Venezia, poi lo ascolteremo anche attraverso le sue parole. Attendiamo di metterci in contatto con lui. Nel frattempo vi faccio vedere un piccolo estratto che abbiamo preparato per voi dell'omelia della messa celebrata dal vescovo Michele Tomasi a Treviso. Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove lo hanno posto. Maria Maddalena corre trafelata dagli apostoli e ha questo grido accorato, addolorato: non c'è più il Signore, il suo corpo non c'è più. Questo mi sembra è anche il grido, e spesso è una domanda sommessa, forse a volte anche non espressa, di quanti in questi giorni hanno vissuto e devono vivere la sorte dei loro cari, proprio vivendola come un furto, come l'ha vissuta Maria Maddalena. Non sappiamo dove l'hanno messo, può voler dire anche non sappiamo com'è morto, non potevamo esserci, non lo abbiamo salutato con il nostro pianto, con il nostro cammino insieme. Al sepolcro, dopo questo grido, si muovono Pietro e Giovanni e vanno di corsa, uno più lento, uno più veloce, e alla fine, quando è arrivato anche Pietro, il Vangelo dice del discepolo che Gesù amava: allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette.
Forse l'Evangelista vuole dirci che il discepolo incominciò in quel momento di nuovo ad amare, il cuore iniziava di nuovo a palpitare e a desiderare anche con forza di credere che forse davvero non era finito tutto, che davvero il vuoto del sepolcro alludeva a qualcosa di nuovo, di ulteriore, che quel vuoto non significasse solamente un furto di amore. Giovanni vede, il suo cuore inizia a battere in un modo completamente nuovo e torna a ricordare tutto quello che aveva visto e vissuto col Maestro e gustato. Allora era vero. Allora il Signore proprio questo voleva dire. E allora quell'impatto netto, definitivo ormai per tutta la storia del sepolcro vuoto diventa l'annuncio che per lui non si potrà mai più spegnere nel cuore e nella vita l'impressione, il sentimento, la certezza che il Signore è vivo. E anch'io adesso lo so, lo sento. L'impressione e la consapevolezza che tutto inizia di nuovo, che quell'amore che prima sembrava impossibile con quelle richieste di dono di sé, non solo è davvero possibile, ma anche semplicemente è reale. Ecco il fondamento della nostra speranza. Quello che di buono e di bello abbiamo sperimentato e stiamo sperimentando sulla natura umana, la solidarietà, la pazienza, la cura, il misurare il nostro passo su quello degli ultimi, la capacità di sognare insieme un mondo più bello e più giusto e la voglia e la disponibilità insieme a costruirlo non sono soltanto illusioni, pii desideri di una quarantena che ci lascia allibiti, no. Vuol dire che tutto questo è possibile e lo vediamo, è la realtà della nostra vita. Allora ricominciamo ogni giorno e oggi di nuovo a credere a questo bene che è in noi perché Lui ha vinto la morte, perché Lui ha vinto quel prodigioso duello tra morte e vita che abbiamo cantato nella sequenza con quella melodia, quel testo che attraversa i tempi e vince l'oblio della dimenticanza. Siamo legati da un filo al sepolcro vuoto che è la tradizione di tutta la nostra Chiesa. Quel duello l'ha vinto e lo sta vincendo sotto i nostri occhi, ma forse noi non ce ne eravamo accorti, avevamo altro da fare. Oggi risuona l'annuncio, oggi la nuova certezza, forse un po' timorosa perché pensiamo che sia troppo bello per essere vero e che tuttavia non ci lascerà mai più. Racconta anche a noi, Maria, che cosa hai visto sulla via? Ho visto la tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, ho visto morire la morte, ho visto quanto è forte la vita, ho visto quanti miracoli può fare l'amore. E guardiamoci intorno oggi, vedremo le stesse cose. Il Messia è morto ed è risorto, noi viviamo in Lui, quindi anche noi siamo morti e risorti, e impareremo ancora una volta a vivere di conseguenza. Viene il giorno in cui la nuova creazione, che al momento rimane ancora nascosta, sarà svelata e il Re, il Messia, sarà svelato e rivelato nella gloria. Quando questo succederà, scoprirò come è bella la persona che sono in Lui. E se insieme crediamo e viviamo di conseguenza, se ci prendiamo cura gli uni degli altri, se viviamo da fratelli e da sorelle, da cittadini di un'unica comunità, sapremo vivere e amare di conseguenza.
Cercate le cose di lassù, ci ha detto l'Apostolo Paolo. Non significa scappare dalle nostre responsabilità, rifugiarsi in un paradiso artificiale. No, il contrario. Vuol dire lavorare qui, continuando a guardare in alto, a guardare lontano, a camminare come se vedessimo l'invisibile, il bene possibile e reale. E allora vivremo insieme un mondo che ricomincia, un po' più fragile, consapevole dei suoi limiti, ma anche un po' più saggio, un po' più bello, più giusto e fraterno. Anche questo vuol dire che ho visto la tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto. Anche questo vuol dire buona Pasqua. Eccoci, buona Pasqua dal Vescovo di Treviso Michele Tommasi, poi abbiamo sentito anche la celebrazione oggi del Patriarca. Adesso saluto e ringrazio per essere con noi qui in chiusura di questa diretta Matteo Secchi. Ha scelto di fare questo collegamento con Leone di San Marco alle spalle, ma noi la conosciamo ormai da tanti anni, profondo conoscitore, oserei dire anche amante di Venezia. Matteo Secchi, che Venezia ha visto, che Pasqua è stata per la sua città, una città per la prima volta in assoluto senza turisti? Innanzitutto buonasera, mi senti Anna? Sì, sento, sentiamo. Ok, buonasera a tutti. Abbiamo visto una Venezia incredibilmente inedita, perché non l'avevamo mai vista senza nessuno, e ci sembra di essere in un film. Certo. Sinceramente sono stranito continuamente da vedere le strade vuote, i canali vuoti, il silenzio, come tutte le città, però Venezia ha una magia particolare e diciamo che la stiamo anche, tra virgolette, apprezzando, perché Venezia è bella sempre, anche in queste condizioni. Poi il discorso economico e dei problemi è un altro discorso. Infatti questo è un po' quello che le volevo chiedere. Nel frattempo, mentre le faccio questa domanda, vorrei provare a vedere se riesco intanto a far vedere le immagini di questa famosa Venezia che lei ha inviato a me, così da poterle far vedere anche ai nostri telespettatori. Ecco qua, questa è la Venezia di oggi, eccolo qui, così la possono vedere. E quale, lei che insomma è così amico di gondolieri, di ristoratori, insomma davvero lei è il tessuto veneziano, qual è l'umore adesso in questo momento a Venezia? Che cosa sta succedendo? Ci sono attività che rischiano davvero anche di poter non aprire più, secondo lei? Sì, siamo tutti, perlomeno il 98% di noi che lavora col turismo o con il turismo collegato, siamo tutti in paranoia, perché io vi ho parlato della Venezia romantica, vuota, però indubbiamente a livello economico siamo preoccupatissimi, perché non vediamo un futuro certo di fronte a noi. Purtroppo abbiamo, e non parlo di io o altri, ma abbiamo sbagliato, parlo come veneziano, abbiamo sbagliato negli ultimi 30-40 anni a puntare solamente sul turismo. È come quando tu giochi in borsa e compri delle azioni solo di un tipo e non diversifichi. E quindi adesso ci troviamo in forte difficoltà, perché se i turisti non ritornano entro 1, 2, 3, 4 mesi, salteranno un mucchio di attività e migliaia di famiglie finiranno sul lastrico. Senta, per esempio, come sta andando il settore dei qual è un po' il sentimento in questo caso, in questa situazione? È tutto fermo. C'è una cassa integrazione per loro, sì? Loro non ce l'hanno, stanno aspettando che arrivino i turisti, sono una categoria particolare, non sono una fabbrica, non sono là a Fincantieri. Certo, quindi insomma questo potrebbe anche essere un bel messaggio al governo, no? Che ci sono grosse fette di lavoratori, di popolazione che è stata per una vita l'anima di Venezia, che a questo momento non ha alcun tipo di ammortizzatore sociale.
Brava, esatto, ci sono delle categorie che sono ancora scoperte, che potranno resistere un mese, 2, massimo 3, ma poi qui se il lavoro non riprende perlomeno minimamente, cioè siamo in grosse difficoltà. Poi quando riprenderà il lavoro avremo tutto il tempo di ripensare ad una Venezia diversa, perché come sappiamo eravamo arrivati a delle condizioni di overtourism, cioè veramente molto forti, Certo. e non potevamo andare avanti così, però non si può passare dal troppo al niente. Certo, allora noi le chiediamo di continuare ad essere per noi il reporter su Venezia in questi giorni, ci sentiremo anche prossimamente. Matteo Secchi con la sua Venezia.com, so che lei è molto attivo sui social, quindi la ringrazio e le auguro buona Pasqua. Ciao Anna, grazie altrettanto. Grazie, Ciao, ciao. arrivederci. Allora, abbiamo davvero ancora pochi minuti, vi faccio vedere un bellissimo video che è arrivato da Conegliano con gli auguri di buona Pasqua da parte dei bambini. Nei miei sogni ho immaginato un grande uomo colorato per chi era, per la gente, dall'Oriente all'Occidente, pieno di sorprese, destinate ad ogni paese. C'era dentro la saggezza e poi tanta tenerezza. L'altruismo e la bontà. Gioia in grande quantità. Tanta pace, tanto amore. Da riempire ogni cuore. Buona Pasqua a tutti! 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 Ciao ciao! Buona Pasqua a tutti! Buona Pasqua! Grazie a chi ci ha inviato questo video con i colori, i sorrisi dei bambini. Noi ci salutiamo, ancora buona Pasqua a tutti voi, grazie per averci seguito in questa lunga diretta, grazie e arrivederci.